Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questa serata. Voi avete visto le novità, il cambiamento di sonorità. Mi sono preso insieme questi singer come me, insomma. Ecco. Mario Congiu, Robbo Bovolenta, Vito Micolis, Luca Mangani, che formano il tres, anche se sono quattro, voi il tres, non ho mai capito sta fare, me lo spiegherete poi un giorno. E poi un battitore libero, Armando Lardù. Ecco, rinnovare con queste ritmiche che, per la verità, devo dire, mi hanno riportato indietro di tanti anni. Perché nell'immediato dopoguerra, quando si ballava in tutti i cortili, c'erano gli americani lì che ballavano il boogie woogie e noi ci entusiasmavamo perché noi non avevamo mai visto ballare così. Un sacco di ragazze mai viste nel rione che arrivavo chissà da dove. Ecco. Queste musiche che avevano per noi qualcosa di magico. E già che iniziavamo con le chitarrine, non arriva a Doiro, non arriva a Po', per farci vedere dalle ragazze sempre, no? Perché sempre il chiodo fisso era sempre quello lì, per farci vedere dalle ragazze, e allora sentivamo questi ritmi e noi erano abbastanza facili da prendere, da imitare, e ci cimentavamo anche noi con queste cose, facevamo delle figure che... E poi con questi primi film che arrivavano dall'America, film bianco e nero, a colori anche, no? Ma ricordo ancora in bianco e nero, 2 ragazze e un marinaio, e poi 2 marinai e una ragazza, e poi Bellezza al bagno, quando veniva fuori Bellezza al bagno è una cosa, il Vislo dis det volte, no? Perché c'erano tutte le orchestre, c'erano queste orchestre micidiali, no? Big band americane che suonavano jazz e via via, i danzatori, no? I ballerini, Fred Astaire, Ginger Rogers. E poi ricordo in 2 marinai e una ragazza c'erano i Nicholas Brothers, che erano 2 marinai che sulla nave che dovevano fare le pulizie del ponte con questi secchielli che a un bel momento girano i secchielli, e sopra questi secchielli, con uno che suonava l'armonica a bocca, questi ballavano il tip tap, una cosa micidiale, mai vista, sopra una piattaforma piccola così come il culo di un secchiello, ballavano questo tip tap. Per noi era una cosa fantastica. E poi ha un'altra cosa che venne di moda, divenne addirittura il richiamo di tutto il branco, di tutto il burg, no? C'è una cosa che facevo. Uè baboriba, Hey baboriba, uè baboriba, hey baboriba, uè baboriba, hey baboriba, uè baboriba, hey baboriba, uè baboriba. hey baboriba. Allora noi tutti, si andava al centro delle case popolari, la corte era, e sentivi l'auca era bunga subieva aveva detto che io tutti e poi sarebbero scesi e via via. E a me serviva anche come richiamo per Angiolina, no? Perché io avevo un amorino, no? Così, Angiolina. Allora mi spallavo sull'angolo di via Cignaroli con via Porporati, perché Angiolina abitava al terzo piano di via Porporati, io mettevo lì un po' nell'ombra di via Cignaroli e poi variavo. Se lei usciva e andava verso il fondo del Poggiolo, dove tenevano un armadietto di quelli per stermelle ramasse, eccetera, eccetera, allora voleva dire che alla via Failla, alla via, no, i suoi gli avevano dato la libertà certe, no? Lei diceva alla Nuvanga della Madonna, no? La benedizione e via via. E se invece usciva sul Poggiolo, abitava le mani sulla ringhiera e guardava per aria così, per dire che niente da fare, pedalare, domani sei, la vedo, no? Angiolina.